Domenica 30 luglio, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le news di prealpina.it. Notte di sangue e di paura a Ierago Conorago, con una maxi rissa che ha visto coinvolte 7 persone, tra loro anche una bambina di 9 anni, e che si è conclusa con l'accoltellamento di un uomo. Episodio dai contorni ancora misteriosi, del quale ci parla Veronica De Riu con le immagini di Angelo Curicelli e dell'agenzia Blitz. La lite nel cuore della notte è partita da questa villetta in via Cicognana dove risiedono degli ucraini da diversi anni. Pare che ci fosse una festa con diverse persone, almeno i 7 coinvolti in questa rissa, tra cui una bambina di 9 anni e un ragazzo di 16, poi 2 uomini di 37 anni e una donna di 37 anni e 2 25 anni. 2 donne 25 anni. Cosa sia accaduto con esattezza lo stanno ricostruendo i carabinieri del comando provinciale di Varese, però al momento quello che si vede è la lunga scia di sangue che è partita proprio da qua. Appunto ci sono stati degli accoltellamenti, esattamente le persone ferite non si sa quante siano, dovrebbero essere almeno 3, nessuno sarebbe in pericolo di vita e ci sono almeno 300 metri di sangue, gocce, ma anche tanti grumi lungo questa via. L'estate dei nubifragi e delle trombe d'aria colpisce ancora danni ingenti la scorsa notte a Saronno. I dettagli nel servizio di Roberto Banfi con immagini di Agenzia Blitz. Tanti danni a Saronno per la tromba d'aria che ha colpito la città attorno alla mezzanotte di domenica. Sono stati una ventina di minuti di vento e pioggia fortissima. Sono volate in strada le coperture provvisorie di tante case dove i tetti erano già stati danneggiati dalla grandine dei giorni scorsi e sono caduti tanti rami e alberi. Si sono inoltre allagati i sottopassi di via Primo Maggio, via Milano e quello della zona dei centri commerciali al confine con Gerenzano. In via Milano e a Gerenzano sono anche rimaste bloccate all'interno 2 auto, recuperate dai vigili del fuoco. Completa devastazione in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saronno. Attorno al monumento ai caduti si sono abbattuti al suolo una mezza dozzina di alberi d'alto fusto che hanno anche bloccato via Primo Maggio. Moltissimi gli interventi dei pompieri in tutta la città. Domani sarà il giorno dell'ultimo saluto a Chiara Celato e Cristian Pallaro, i 2 diciannovenni morti nel tragico schianto della Fiat 500 del ragazzo sul cavalcavia della tangenziale di Varese la notte di lunedì 24. 2 funerali distinti per i 2 ragazzi che nella vita erano inseparabili. Alle 10 il saluto a Cristian nel cortile dell'oratorio parrocchiale di Brenno di Arcisate. Poche ore dopo, alle 15:30, quello a Chiara nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino a Valle Olona, dove abita la famiglia della ragazza. Tu, Chiara, come un raggio di luce, splendevi e spiccavi fra tutti, il messaggio dei familiari. Anche ora da lassù continui a brillare, o stellina, per guidarci nel nostro cammino. E tu, da grande appassionata di scienze, preciseresti che il sistema stellare è però binario, perché a brillare con te c'è anche l'astro del tuo amore, Christian, per sempre insieme. Ad Arona è polemica per la proposta del sindaco Federico Monti di prorogare gli orari di musica nei locali della Movida per tutto il mese di agosto. Ce ne parla Maurizio Roberto. Musica stop alle emissioni da mezzanotte, ma ad agosto si cambia. La Giunta Monti ha deciso di portare in Consiglio Comunale una modifica al regolamento municipale che consentirà al sindaco di emettere ordinanze in deroga al limite orario delle 24, attualmente in vigore. Una decisione che trova al contrario il PD, che ritiene questa modifica uno schiaffo agli abitanti già tartassati dalla Movida. Nonostante la concessione musicale, arrivano critiche da Ascom per la mancanza, secondo alcuni gestori, di eventi importanti in città. Critiche che sono respinte dal sindaco Monti, che ritiene che invece le manifestazioni siano tante e di qualità. A Clivio chiude stasera la 3 giorni del Military Fest, il servizio. 3 giorni dedicati all'Arma dei Carabinieri e al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si chiude oggi l'Ivantus Military Fest, allestita in via Ermizzada a Clivio, che nel corso della rassegna ha toccato vari paesi, compreso il capoluogo provinciale, con diverse iniziative.
Prima il concerto del gruppo storico Carabinieri Reali 1883, poi il giro riservato ai veicoli militari storici con percorsi su strada e sosta nel centro di Varese, e ancora la sfilata verso Porto Ceresio. La 3 giorni ha visto poi voli in mongolfiera e prove di tiro al bersaglio. Oggi la sfilata è rimasta in Val Ceresio, con l'omaggio ai caduti al monumento di Baraggia di Vigiù e Vesano, seguita dall'ammassamento in via Plinio a Clivio e la parata verso il memoriale di via Trentini. Durante la giornata è stato possibile effettuare i sorvoli in elicottero e ammirare gli stand degli aeromodellisti di GAV Arcisate e dell'Associazione Varesina Aeromodellisti. Questa sera, gran finale, chiuderà con il concerto degli Effetti Vasco, special guest Claudio Golinelli, detto il Gallo, storico bassista del Rocker di Zocca, e lo spettacolo pirotecnico. Ora la pagina degli spettacoli. La temuta esibizione di Bello Figo a Cassano Magnago nella notte di sabato 29 è andata in onda davanti a un pubblico meno numeroso del previsto e le polemiche sono state stemperate dai fatti. Sentiamo com'è andata da Elisa Lanzetta. Maglietta rossa e occhialoni. Dopo le contestazioni dei giorni scorsi da parte della Lega, sabato sera il rapper Bello Figo è salito sul palco di Cassano Magnago attorno all'1:15. Tutti sanno che mangio pasta con tonno, il tormentone con cui si è presentato al pubblico di giovanissimi che lo attendeva sotto al tendone di via Primo Maggio. Imponente il servizio d'ordine, composto da quasi 40 elementi, per rispettare le indicazioni stringenti imposte dal comune che è proprietario dell'area. Superato di circa mezz'ora il limite orario che era fissato per l'1:30, alle 2 in ogni caso la musica era cessata e i ragazzi tutti fuori dai cancelli della struttura che ha ospitato l'evento. Intanto una parte dei residenti dall'altra parte del bosco, quella parte di cui si era fatta paladina la Lega nei giorni scorsi, torna a chiedere attenzione al rispetto di orari e capienza dell'area per il futuro, domandando che la tensostruttura non venga concessa a chi in passato abbia già sforato le regole. È arrivata la pioggia a ostacolare il grande tributo a Ennio Morricone sabato notte ai Giardini Estensi, penultimo appuntamento del Varese Summer Festival. Oggi si chiude con l'omaggio ai Pink Floyd. Il servizio di Diego Pisati. Dopo il western, il diluvio, giusto il tempo di sentirsi in un film di Sergio Leone e la pioggia ferma tutto. È accaduto ieri sera ai Giardini Estensi. Il concerto tributo a Ennio Morricone era iniziato da poco, l'acqua che veniva giù tanta. Inevitabile fermarsi. C'è chi ha scelto di andarsene, chi di prendere l'ombrello lasciato in auto, chi di cercare momentaneo rifugio sotto il porticato. Chi si era portato ombrello impermeabile da stadio è rimasto al suo posto. Dopo mezz'ora di sospensione, la scelta di riprendere. La musica da film del maestro non si discute, l'orchestra di 30 elementi diretta da Simone Giusti e con soprano Costanza Gallo ha fatto il suo, il pubblico altrettanto. Stasera alle 21:30 la stessa formazione, rafforzata da una rock band, chiuderà il Varese Summer Festival con un omaggio ai Pink Floyd. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento a domani sempre alle 19. Vi auguriamo una buona serata.